Nella giornata dedicata a San Valentino, il santo protettore degli innamorati, c'è chi ha deciso di passare una serata alternativa fuori dagli schemi dei soliti ristoranti di lusso o dei weekend fuori porta. Così a Pove del Grappa, comune di 3.000 abitanti a nord di Bassano, si è svolta in serata la prima edizione del Carnevale dal titolo Romanelle sotto le stelle, nome preso dalla via presso la quale hanno sfilato i 3 carri allegorici e i bambini della scuola elementare. Un San Valentino alternativo qui a Pove. Sì, è la prima manifestazione che facciamo di carri mascherati. Abbiamo deciso di farla il venerdì, primo perché era vuoto di altre manifestazioni, secondo perché gli diamo la possibilità anche agli innamorati di venire a festeggiare con noi. A sfilare sono stati i carri Giocando con Super Mario Bros. Del gruppo Mai Stufi del Carnevae di Schiavon, il gruppo Gianni Dal Monte e il carro SOS Amazzonia del gruppo Tira Para Urta e Ridi di Sant'Anna di Rosà. Swishammer Channel News, Pove del Grappa.
we could be more than just part-time lovers. I can feel your